Governatore Zaia, possiamo dire che a 3 mesi da Baku è giunto il momento della presa di coscienza, è il momento di sentirsi UNESCO per il territorio? Sì, lo diciamo a QDP che ci ha dato una mano, che è stato presente a Baku, quindi grazie ancora per quello che ha fatto QDP, che ha dato, come si può dire, entrerà negli archivi della storia il vostro servizio su Baku. E siamo operativi perché i Veneti non perde tempo, come dico me. Siamo operativi, stiamo parlando di patrimonio dell'umanità, stiamo parlando di un bel lavoro che porterà sicuramente visibilità a questo territorio e avremo, i cittadini di questo territorio avranno l'obbligo, l'onere e l'onore di preservarlo per le future generazioni. Oggi è stato siglato un patto per il territorio. Quali sono i vantaggi di questo per il paesaggio e per gli abitanti? Un dialogo in comune e un comune senso del pensare, di vedere e di agire, visto e considerato che i 29 comuni hanno sottoscritto questo disciplinare che va nell'adozione, diciamo, di buone pratiche e di atteggiamenti amministrativi uguali, conformi in tutto il territorio. Guardate, noi abbiamo una grande responsabilità perché abbiamo un sito UNESCO che non è una partita da poco e non c'entra niente con le bottiglie di Prosecco, stiamo parlando di un territorio di 9.170 ettari, la Core Zone, che è un territorio baciato da Dio e dagli uomini, no? Perché poi è frutto del lavoro di gente che si è spaccata la schiena, che magari non c'è più, e quindi io ho sempre voluto dedicare a loro questo riconoscimento come patrimonio umanità. Pensate quanti contadini hanno lavorato in quelle colline e non hanno mai visto la fortuna. Adesso questa fortuna ce l'abbiamo, però è giusto riconoscere a loro questo ruolo che hanno avuto, che è stato determinante. Presidente Nardi, il riconoscimento UNESCO è un riconoscimento al territorio e andava festeggiato con il territorio. Ma io credo che sia importante che la comunità del Conegliano Valdobbiadene ne sia consapevole di cosa questo paesaggio ha ottenuto. È un riconoscimento mondiale, noi siamo consapevoli della bellezza delle nostre colline, serve chiaramente far capire che in questo momento inizia una fase nuova che è quella di comunicare questo territorio in una logica mondiale. L'UNESCO ci ha certificato come bellezza mondiale e pertanto noi dobbiamo comunicare con una capacità di visione mondiale. Nell'insieme di questi paesaggi ci sono tanti edifici che hanno bisogno di essere restaurati, riconvertiti, e quelli potrebbero essere i luoghi per accogliere dei viaggiatori, avere 2 o 3 stanze di accoglienza e far colloquiare i viaggiatori con i produttori di vino delle piccole aziende e creare un incrocio di civiltà tra il viaggiatore che è portatore di cultura e chi è in queste zone che è portatore di una cultura che viene da lontano. Lo hanno fatto nelle Langhe e l'auspicio è che si faccia anche qui, c'è anche scritto nel dossier, quindi le premesse ci sono tutte. Professor Agnoletti, la vera sfida adesso è guardare il futuro conservando le radici. Sì, in effetti l'idea che ci sia un'opposizione fra innovazione e conservazione è una falsa idea. Si può fare naturalmente innovazione basandoci sulle tradizioni, sulla storia per andare avanti, e quindi in questo momento la sfida è affascinante per il Prosecco perché si parte da una candidatura e si vuole andare verso un livello superiore, diciamo, di valore complessivo in cui al prodotto vino, che ormai non ha bisogno di essere conosciuto, si associa il valore del paesaggio. A quel punto turismo, quindi conoscenza dei luoghi e quindi una innovazione anche dal punto di vista della promozione di questo territorio.